Convincere i risparmiatori soci di Veneto Banca a tirar fuori 250 milioni di euro, ovvero il 25% del miliardo di euro facente parte del progetto di ricapitalizzazione del nuovo CDA, progetto noto con il nome di Piano Serenissima, e questa è la sfida obiettivo di Bruno Zago. Certamente, perché se non si supera il 25% non c'è la quotazione in borsa e facciamo la filiera di Cettina, insomma, che noi lo vorremmo fare. Per il nuovo presidente dell'Associazione dei Grandi Soci di Veneto Banca, che porta il nome Per Veneto Banca, e succeduto a Matteo Cavalcante, entrato a sua volta nel Consiglio di amministrazione, è questa la strada da intraprendere per evitare, dice, di finire nel risucchio del Fondo Atlante, con il concreto rischio di perdere le storiche radici dell'Istituto di Montebelluna. L'obiettivo è salvare Veneto Banca tramite l'aumento del capitale sociale. Solo così avvicini i soci. Vero è che il pensiero del neopresidente è rivolto tanto ai vecchi quanto ai nuovi soci, puntualizza. Quali siano quest'ultimi però è ancora presto da sapersi. Di trasmettere agli altri soci e ai nuovi soci di portare questo messaggio e di dire: guarda che adesso Veneto Banca non è più quella di prima, adesso Veneto Banca è nuova. Per Zago questa della ricapitalizzazione con quotazione in borsa l'unica strada da intraprendere per salvare la banca e far sì che resti veneta e non con interlocutori milanesi. Sarà il modo di tenere una banca stretta in provincia di Treviso, di tenercela stretta in Veneto